Sì, sì. Allora, iniziamo in maniera abbastanza asburgica. Intanto grazie della vostra presenza, grazie ai nostri ospiti, a chi è qui diciamo, sul palco, anche se non lo abbiamo fisicamente, ma dopo appunto andrò a presentare le persone che interverranno in questo dibattito. Eh, Noi abbiamo voluto promuovere intanto tre appuntamenti. Domani inizia in Consiglio regionale, nella competente commissione, iniziano le audizioni in merito al disegno di legge 86 del 2026, che è il disegno di legge della Giunta regionale che ha sostanzialmente tre obiettivi dichiarati, se leggete nella relazione introduttiva. Uno, rivedere e aggiornare i principi e le norme del sistema regione autonomie locali. La soppressione degli EDR, cioè degli enti di decentramento regionale, e la nuova istituzione o la reintroduzione delle province, un po' così come l'avevamo conosciuta prima della loro abolizione una decina d'anni fa. Le province che hanno come competenze primaria nel disegno di legge la gestione della viabilità, la gestione dell'edilizia scolastica e il supporto tecnico-amministrativo ai comuni che hanno cioè popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti. Tenete conto che i comuni con popolazione uguale o inferiore ai 3.000 abitanti sono circa il 51% dei comuni, quindi la maggioranza dei comuni di questa regione è la maggioranza di comuni piccoli che sono in estrema difficoltà, sappiamo che hanno pochissimo personale e la maggioranza di questi comuni sono nelle province di Udine e di Pordenone. Se ci riferiamo a Udine, in particolare le zone sostanzialmente montane o pre-montane, quindi la zona della Carnia e la zona delle Valli del Nattisone. Noi quindi in virtù di un processo, diciamo, di un dibattito che coinvolgerà il Consiglio regionale a partire da domani, abbiamo voluto iniziare, diciamo, aprire una discussione sul territorio, una discussione che coinvolgesse le comunità, portasse ad ampliare il dibattito oltre, diciamo, gli edifici del palazzo. Così, quindi abbiamo organizzato l'incontro di oggi, domani ce ne sarà uno a San Vito, nei prossimi giorni a Trieste e sono in previsione altri due incontri a Gorizia e contiamo di farlo anche a Tolmezzo in un territorio eh, nei confronti del quale più di 20 anni fa, se non sbaglio, ci fu anche una profonda discussione sulla necessità, sull'opportunità o meno di rendere la montagna una provincia a sé stante. E noi siamo convinti che questo tipo di dibattito, anche se devo dire non è un dibattito che sta scaldando per ora la popolazione, ma non è un dibattito che può essere confinato agli addetti ai lavori. Perché basta in qualche modo riflettere un po' più approfonditamente per capire quali sono gli impatti che una riorganizzazione moderna e efficiente del sistema delle autonomie locali ha sulla vita dei cittadini, sulla vita delle comunità, sulla vita delle imprese, sulla vita del terzo settore. Io voglio solo a mo' di flash dar conto di tre grosse, diciamo, problematiche, o se vogliamo anche di tre grosse sfide che hanno riguardato in questi anni la nostra regione. Una sicuramente quella della sanità, no? La crisi, lo stato della sanità pubblica. L'abbiamo visto durante il Covid, lo vediamo ancora, lo testiamo, no? È un tema
che tra l'altro impatta sul 60% del bilancio della nostra regione. Quindi è un tema vero, ok? Secondo, il tema della denatalità e dell'invecchiamento della popolazione. Vi do solo due dati. Uno, noi nel 2024 abbiamo avuto il record negativo di nascite. Sono nati nel 2024 poco meno di 7.000 bambini in tutta la regione. Siamo una regione destinata, così facendo, a perdere abitanti. E abbiamo una popolazione ad oggi, una popolazione over 65, che è un quarto della popolazione. Quindi siamo un territorio longevo sicuramente, in cui magari si vive bene, però con grosse problematiche che riguardano il mantenimento della qualità della vita, quindi la qualità dei servizi, la quantità e la qualità e la quantità dei servizi, e le opportunità che hanno effettivamente nuove generazioni, senza toccare la riqualificazione del patrimonio immobiliare, la rigenerazione. Anche Udine, per esempio, ha una quantità di appartamenti, di alloggi sfitti o di spazi da recuperare ingente. Terzo tema, abbiamo un'economia e un lavoro che vanno a rilento. Nonostante siamo una regione che investe, che ha disponibilità finanziarie come non mai, se vogliamo basarci sul vecchio PIL, siamo una regione che cresce con cifre vicine allo zero, in cui facciamo fatica ad avere nuovi, diciamo, lavoratori e lavoratrici. Questo è un tema che abbiamo sentito anche in un recente incontro che ha promosso il Passo Giusto nella sede degli industriali, in cui abbiamo sentito anche un imprenditore, ma non è solo il solo caso, appunto, di mancanza di capacità o debolezza nell'attrarre o trattenere qui, diciamo, persone che il territorio forma. Abbiamo comunque anche noi salari troppo bassi e aumento di nuove povertà. Quindi ci sono nello sfondo delle sfide, soprattutto al punto 2 e al punto 3, cioè stato demografico e economia e lavoro, che impattano in maniera decisiva o sui quali impatta in maniera significativa il sistema delle autonomie locali. La differenza quindi tra un sistema moderno, un sistema che guarda al passato, è decisiva. Non solo, come dire, per l'efficienza, la velocità dei servizi, ma anche per generare o sostenere progetti di sviluppo territoriale nuovi, di cui questa regione ha bisogno, non in senso classico. Noi da forza che coltiva la specialità, da forza autonomista, riteniamo che l'autonomia non sia lo scopo, ma lo strumento per gestire e governare meglio i territori. E la nostra regione, rispetto alle autonomie locali, ha una competenza primaria. Pensiamo che le province autonome e gli impianti di tipo federalista oggi sono quelli che garantiscono meglio la qualità della vita. Sono sicuro che dopo, in particolare, il professor Sandro Fabbro, presidente della terza ricostruzione, si soffermerà. Ma mi sento di ripetere anch'io quello che all'interno del partito, in varie discussioni, guardo soprattutto Massimo Morettuzzo in Consiglio regionale, abbiamo detto, basta prendere ad esempio quello che succede in Trentino, in Alto Adige, e vedere che la qualità della vita lì è sostenuta, che il tasso per esempio di occupazione femminile è molto alto, che lì l'incremento demografico c'è, non c'è un inverno demografico come da noi. Trentino, Alto Adige, o modelli, diciamo, tedeschi, austriaci, dove il bilanciamento dei territori è vero e non c'è un nuovo squilibrio. Noi quindi siamo disponibili a discutere con chiunque, col centrosinistra e col centrodestra. Però attenzione oggi a guardare al passato, lo dico anche agli amici del centrosinistra, perché pensare semplicemente di reintrodurre le UTI o di fare una battaglia frontale sulle province e basta,
è antistorico e sbagliato. Così come non è accettabile la posizione contenuta, esplicitata all'interno del disegno di legge, che domani sarà in discussione, per cui rifare l'architettura istituzionale di questa regione è un obiettivo di una forza di maggioranza e basta. Le regole si discutono insieme, le regole vengono fatte ad ampia maggioranza affinché non sia la maggioranza successiva a doverle cambiare. Sono regole che hanno senso di per sé e rispetto a noi perché in qualche modo sono l'abito e il corpo di una regione a statuto speciale che alza gli obiettivi, non li abbassa. Aggiungo che pensare di reintrodurre le province, quindi ricentralizzare le funzioni su un unico comune, in questo caso il comune di Udine, significa indebolire tutto il territorio. Se voi guardate a quei modelli di organizzazione delle autonomie locali che citavo prima, il Trentino e l'Alto Adige, i comuni capoluogo svolgono le funzioni di area vasta di per sé, alla pari con quella degli altri comuni. Non c'è un comune o un ente che sovrasta, un territorio, diciamo, in questo caso coincidente col comune capoluogo, che sovrasta gli altri. E questo lo dico a maggior ragione in una provincia di Udine e per esteso ad un Friuli in cui le aree depresse iniziano ad aumentare, non a diminuire. Cioè pensare di reintrodurre la provincia di Udine con comune capoluogo Udine, lo dico da amministratore del comune di Udine, significa non fare gli interessi delle varie aree territoriali che compongono l'ex provincia di Udine o il Friuli e significa, facendo questo, andare contro gli interessi della stessa città. Cioè l'interesse di Udine è che i comuni o le aree territoriali che compongono, diciamo, il nostro Friuli siano le più forti possibili, come avviene nel Trentino o in Alto Adige, come avviene in modelli di efficienza diversi. Quindi serve con urgenza e con serietà una nuova architettura istituzionale in cui ci siano più enti di area vasta, in cui le regioni siano, la regione sia una regione assolutamente dimagrita, e i comuni rafforzati, anche pensare oggi di introdurre una nuova architettura istituzionale prevedendo un ente come la provincia che si occupi di supportare i piccoli comuni è creare un ente che appesantisce procedimenti già appesantiti. Occorre invece pensare a enti di area vasta, e Massimo in conclusione lo dirà, che aiutino effettivamente a gestire meglio i servizi, che si occupino di pianificazione sovracomunale. Basta vedere quello, ripeto, che succede in Trentino e in Alto Adige, dove i comuni, per esempio, o dove i comprensori o gli enti di area vasta, su delega della regione o comunque su affidamento dei comuni, gestiscono servizi sociali e sanitari locali, si occupano di ambiente e opere pubbliche montane, si occupano di viabilità in senso ampio, si occupano anche di sviluppo economico, culturale, piste ciclabili per esempio. Ecco, io chiedo scusa se ho rubato un po' troppo tempo. Do subito la parola agli ospiti presentandoli. Ho già detto di Sandro Fabbro, presidente dell'Associazione Terza Ricostruzione, che si occupa da diversi anni di questo tema e anche rispetto a questo dibattito ha elaborato, insomma, delle suggestioni, una proposta, ne dirà ovviamente meglio lui. Alla mia destra c'è Giacomo Trevisan. Giacomo è vice sindaco a Codroipo. Saluto diversi amministratori e amministratrici che vedo qua. Abbiamo pensato a lui anche perché il Medio Friuli ha una funzione importante e in questi anni non da solo, ma sta sviluppando dei ragionamenti di area vasta anche rispetto
al bene comune tagliamento, no? Non solo, poi dirai tu, meglio nello specifico, e saluto e ringrazio Paolo Benini, che è presidente di Attiva Lab, una cooperativa che si occupa di inclusione, di progetti educativi ad ampio raggio, di inclusione, ed è stata tra l'altro presidente di Cooperative, quindi Alpe Adria, quindi può rappresenta insomma una voce autorevole nell'ambito del terzo settore, che ha nei comuni o negli enti, diciamo, di area vasta, credo, oltre con la stessa regione, un interlocutore privilegiato per mettere a terra, diciamo, i bisogni e politiche proprio di sviluppo. Vi pregherei di stare entro i 10-15 minuti, così diamo spazio anche al dibattito. Vi ringrazio ancora per la presenza, do la parola a Sandro.